La verità è che noi non possiamo pensare di risolvere il problema ospitando semplicemente dei migranti nel territorio. È come pensare di poter svuotare il mare con un secchio, è impossibile. L'anno scorso sono stati 170.000, quest'anno saranno probabilmente 200.000, di qui al futuro vorrà dire che noi andremo al collasso, a un collasso totale, vista anche l'indisponibilità da parte dei paesi europei di accettarli. Non ha usato mezzi termini. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ascoltato oggi al comitato Schengen dedicato all'immigrazione. Per il riconfermato governatore, di questo passo le regioni si vedranno costrette ad allestire vere e proprie tendopoli. Visti i numeri e viste anche le disponibilità sul territorio, l'unica soluzione diventerà, ma un po' per tutte le regioni, finirà con le tendopoli, è ovvio che va a finire così. Ma ormai non siamo più in grado di ospitare, questa è la verità. L'unica soluzione dunque per fermare quello che per Zaia è ormai un vero esodo biblico è fermare i migranti direttamente a casa loro. Il problema lo si risolve creando dei campi profughi gestiti dalla comunità internazionale, vagliando lì le vere e reali necessità di avere il riconoscimento dello status di rifugiato e facendo in modo che i migranti economici se ne stiano a casa, perché vorrei ricordare che quando arrivano sul territorio nazionale in Italia non tornano più a casa, siano profughi o non lo siano.